Allora, praticamente niente, ci siamo addormentati, pensavamo la partita ormai di averla a casa, ma questo sport per l'ennesima volta non era bastata la partita precedente. Spero che sarà di insegnamento che questo sport le partite non finiscono mai, finché veramente l'arbitro non fischia, come diceva qualcuno un po' di tempo fa. E le partite sono così, il calciotto c'è il ribaltamento di fronte, poi comunque loro hanno dimostrato tutto il buono che hanno fatto fino ad oggi, perché recuperare una partita così con uno scatto di rabbia, di grinta, perché comunque sì, noi ci siamo addormentati, ma c'è stata pure un'altra squadra dall'altra parte che ha tirato fuori quell'orgoglio. A un certo punto sicuramente il mister ha sistemato qualcosa, perché noi siamo andati in affanno molto da dietro, loro creavano superiorità numerica soprattutto davanti all'area di rigore, e noi non riuscivamo a prendere il registro lì. Io chiedevo al nostro esterno di destra di chiudere e dare una mano sul centrale, non ci riuscivamo e loro, come si dice in gergo, ci mandavano in bianco. Bravi, bravi, bravi loro, grossa squadra, per noi una grande vittoria importante. E ecco, qui c'è Mirante che sta tornando, tra un po' sarà uno dei nostri, e quindi niente, speriamo bene. Adesso ripeto, partita step by step come di consuetudo in società, andiamo avanti e testa la prossima partita che è contro il Bacci e niente, andiamo avanti. Se così oggi vittoria importante, non abbiamo vinto niente, non abbiamo fatto niente, è una partita di campionato. Piedi ben saldi a terra, perché come ci ha dimostrato oggi il secondo tempo è un attimo fare figuraccia a questo sport, uniti e andiamo avanti per la nostra strada. Allora sì, ecco, quello che mi dici tu mi fa molto piacere, cioè essere all'altezza di questa categoria, a noi questo ci interessa. Siamo persone umili, fatte di società, da persone in società umili, da giocatori altrettanto umili, e noi andiamo avanti così piano piano, step by step. L'altra partita scorsa è una ferita ancora aperta, perché a 2 minuti dalla fine eravamo sopra di 2 gol, ci siamo fatti pareggiare un po' da Locconi. Stasera stava risuccedendo la stessa cosa, ho tremato e fortunatamente l'abbiamo portata a casa. E onore al Bar Crystal, grossa società, una società d'amici. Stasera ho respirato, come dico spesso nelle interviste, un'ottima area di sport. Quest'anno la cosa che mi piace è proprio questa. Vabbè, con loro non avevo dubbi, perché comunque veramente noi ci sentiamo anche extra campo, c'è un'amicizia vera e poi ci abbracciamo a fine partita chiunque vinca, e dopo ci andiamo a mangiare la pizza. Ecco, c'è Daniele Zangari che me lo dice, sicuramente paga lui, quindi siamo tranquilli. E niente, però anche le altre partite, le partite precedenti la stessa cosa. Quest'anno fortunatamente c'è una Renault in questa Lega e sono molto contento. Un applauso a tutte le presidenze, a tutte le squadre che abbiamo incontrato, alla dirigenza della Lega Calciotto, perché sicuramente c'è lo zampino loro. E niente, dobbiamo continuare così, senza isterismi. Purtroppo il calcio è brutto, si vince, si perde, si rosica, come si dice a Roma, però ci sta, fa parte del gioco. L'importante è uscire tutti quanti a testa alta, in campo diamo tutto, ci vediamo come è stato questa sera, perché stasera sono stati interventi duri, e poi alla fine della partita baci e abbracci e tutti a casa. Chi vince va a testa alta, chi perde va a testa bassa.